Eccoci qui con Gianfranco Carlet, responsabile organizzativo, 81esimo Giro del Belvedere, ogni anno un'emozione che si rinnova. Sì, a dire un'emozione, poco dopo tanto lavoro, oggi è la giornata conclusiva, oggi proprio sei al massimo dell'emozione e veramente vedo passare qui tante macchine, già le strade qui sopra le nostre colline, sopra le nostre famose conche sono già gremite di pullman, veramente è una cosa eccezionale, guarda. Il tempo è bello, speriamo che si mantenga, oggi sarà un pienone qui a Villa, è un successo. 81 edizioni sono tante, tantissime, però ogni anno c'è un passo avanti da parte dell'organizzazione e uno spettacolo di pubblico che arriva a Villa di Villa proprio per assistere a questa corsa. Sì, diciamo che noi cerchiamo sempre il meglio degli atleti e cerchiamo anche di preparare il percorso sempre meglio. Quest'anno l'abbiamo addobbato tutta la nostra salita qui delle conche con di bandiere in modo da far vedere un po' più, diciamo, di colore alla corsa. Vedo la gente che si ferma a fotografare, vuol dire che abbiamo fatto una cosa bella. E questo è anche il 40ennale della partnership con BIT Costruzioni. Sì, quest'anno è il 40esimo del main sponsor BIT, dell'azienda BIT, e abbiamo modificato il percorso. Passiamo davanti alla sua azienda e lì faremo un traguardo volante e approfitto dell'occasione per ringraziare la ditta BIT che ogni anno ci asseconda con la loro collaborazione.